Grazie all'amico Bernardi, grazie alla libreria Bassanese e soprattutto a Giordano Dell'Ai per questa occasione che mi riporta tra i libri, quindi in casa, con voi stasera a ragionare di un prossimo best seller. Conoscete tutti Giordano Dell'Ai, professor Dell'Ai? No? Allora ve lo presento. È un giovane che quest'anno arriva alla soglia dei, possiamo dire, 60 anni e in questo tempo, lui è un insegnante di materie letterarie al liceo classico Brocchi, una scuola che ha frequentato da ragazzo. Dopo la pausa dell'università è tornato a fare il docente e a illuminare centinaia di ragazzi che, come vediamo stasera, sono anche qui a festeggiare con il professore quest'altra sua fatica. Il professor Dell'Ai ha un pedigree letterario particolarmente importante, ha più di 60 libri e qualcuno ironizzando dice, adesso che si è messo a scrivere anche di gialli, forse Simenon o Isaac Asimov possono cominciare a tremare, perché se Simenon scriveva 80 pagine al giorno, direi che Giordano Dell'Ai, se non ne scrive 80, 50, 60 sicuramente riesce a scriverle. La maggior parte dei suoi libri sono dei saggi molto interessanti che hanno raccontato veramente la storia del nostro territorio. Sono libri non solo da biblioteca, ma sono libri da consultare, da compulsare, proprio da girare pagina su pagina per scoprire questi nostri paesi, questo nostro territorio. Ha scritto anche qualche saggio particolarmente interessante e importante. C'è una biografia di Monsignor Stefano Ave che ho avuto l'opportunità di presentare qualche mese fa a Schiavon, che è il racconto di una storia di guerra particolarmente viva, efficace anche nella sua drammaticità. Ma stasera ha un inedito e mia figlia, quando ha visto il libro, ha detto fantastico, perché ne prendi due e ne paghi uno. È un libro doppio, è un libro che viaggia su due binari. Eccolo qua, Il tesoro di Ezzelino, un libro di storia, un libro che ci arricchisce di curiosità, ma soprattutto la parte che mi ha più incuriosito è il giallo. Il professor Dell'Ai ha raccontato in questa sua fatica, poi gli chiederò quanto ci ha impiegato per scrivere questo libro Double Face, no? Che è una corsa in parallelo, da una parte quella storica che inizia dal concilio di Nicea 325 d.C., che va a indagare sui Vangeli apocrifi, per arrivare al 1543 quando finisce con una pagina di cui parleremo dopo, particolarmente singolare e originale. E poi ha la parte, diciamo, in cui noi ci possiamo buttare con veramente entusiasmo, perché la scrittura è lineare, perché la composizione della storia è davvero avvincente, incalzante, laddove diventa un giallo e comincia, come tutti i gialli, con un delitto che porta i protagonisti di questa storia a incontrare non solo le meraviglie del territorio, a incontrare molti enigmi, a svilupparsi su una epigrafe da decifrare che si può scoprire attraverso proprio un percorso nel nostro territorio, che è davvero un libro che diventa anche una guida tra ville, chiese, colline, ambienti interessantissimi, descritti con grande competenza da Giordano Dell'Ai. È un romanzo, è un giallo, ma è anche un libro di storia che alla fine porterà a una rilettura di Ezzelino III, il tiranno, il terribile da romano, ad avere una nuova caratura,
Allora, io ricordo che nel 2001-2002 Bassano ha fatto una straordinaria mostra su Ezzelino da Romano a Palazzo Bonaguro, e chiedo al professor Dell'Ai, è stata questa storia illustrata attraverso le opere per conoscere Ezzelino che ha alimentato la fantasia o il desiderio di scrivere questo romanzo? Sì, intanto buonasera a tutti e grazie di questa opportunità. Anche questa mostra sicuramente, ma tante altre cose, tante altre vicende che sono successe nella mia vita e nella mia attività di storico mi hanno portato a scrivere questo libro, e che si è a un certo punto quasi scritto da solo, proprio perché appunto tante delle vicende degli episodi, dei posti, dei luoghi toccati dal libro, io li avevo già toccati nella mia attività di storico, e quindi ecco che alla fine non dico sia stata una rielaborazione programmata, perché ovviamente il libro ha una sua struttura che è stata pensata prima, ma insomma sicuramente è scaturito certo dalla mia attività di storico, e quindi anche dalle occasioni che sono venute da questa attività, come per esempio certo anche la visita a questa bella mostra che è stata fatta nel 2001. Il libro è ambientato nel Pedemonte, Bassano, Marostica, i luoghi che vanno da Romano a Pianezze, a Lugo, a Schiavon, arriva fino ai Colli Iberici. È un libro avvincente, che è pieno di curiosità, che racconta anche una love story, che parla degli allievi del protagonista, che è un professore del liceo Brocchi. C'è qualcosa di Giordano Dell'Ai nel Angelo Giolinato? Non l'età purtroppo, ecco. Perché è molto più giovane. Indubbiamente, essendo il mio primo romanzo, per me era molto più semplice tratteggiare il protagonista, diciamo le caratteristiche principali del suo carattere, a uso e consumo di quello che è il mio, o comunque di alcuni aspetti della mia attività, quella di insegnante ma anche quella di storico, ecco. Poi per il resto, cioè la love story di cui parlavi, e anche diciamo così molti degli atteggiamenti, il carattere vero e proprio sono diversi, almeno spero, insomma, ecco, perché lui ha un rapporto molto intenso anche con le storie che rappresenta e che a un certo punto si mette a scrivere, e ha un'inquietudine esistenziale che è dimostrata in molti momenti della vicenda. Laura, Diana, Monica sono le protagoniste nella parte del giallo, poi ci sono altre donne molto importanti nella parte storica. La parte storica comincia con una vicenda, il trasferimento, la partenza di un gruppo di copti egiziani dai territori del Medio Oriente fino alla colonizzazione del Veneto. Una cosa anche abbastanza singolare questo racconto. Quanto è realistico questo racconto? Diciamo che questa è una delle chicche, in un certo senso, no? Di chicche storiche proprio del libro, secondo me, ecco, perlomeno, perché si tratta di una cosa vera, effettiva. Il fatto di aver trovato questa iscrizione una ventina d'anni fa sulle colline dei Monti Iberici, un'iscrizione in copto, di cui nessuno sapeva cogliere, diciamo così, l'origine, e che anche lo stesso proprietario del fondo, che ha fatto una pulizia fondiaria e che si è trovato questo masso con un'iscrizione in copto, si chiedeva: ma cosa c'è? Come è finita questa cosa qua, insomma, nel contesto dei Monti Iberici. Per cui insomma, fin da quel momento lì, che appunto il proprietario mi aveva fatto notare questa cosa qua molto strana, mi sono chiesto: ma chissà che bello, insomma, inserire questa
questa scoperta nel contesto di un romanzo in cui ci sia stato appunto, no, questo trasferimento forzato evidentemente da circostanze di carattere politico, religioso, poi nel libro si scoprirà, qui in territorio veneto. Puoi ricordare questa iscrizione? È il cosiddetto Masso di Castignero, che appartiene ad un privato nei Colli Iberici e che è stato studiato anche dalle università e rappresenta un motivo di interesse, oltre che un mistero ancora, no? Proprio perché contiene un'iscrizione in copto risalente appunto a qualche secolo dopo la nascita di Cristo. Ecco, insomma. Quindi fondamentalmente il fatto di inserire anche questa, che è stata nel mio piccolo una scoperta da storico, nel contesto di un romanzo, l'ho ritenuto una cosa bella, insomma. Allora c'è un'altra parte che è particolarmente significativa, che potrebbe essere un altro capitolo di questo romanzo, che è quella del triedro. Cos'è il triedro? È un solido, è il più semplice dei solidi, degli angoli, come si dice, e qua ci sarebbe un capitolo di geometria analitica ma anche di fisica che potremmo proporre, ed è interessante come nella sua generosità l'autore svolga una attenzione, faccia una lezione ai suoi alunni, ma sono proprio i suoi alunni durante una gita a Praga che in fondo danno una chiara lettura ad un altro degli enigmi. Allora l'epigrafe, quella in scrittura copta, poi questa storia del sigillo di Cristo, il triedro, come possiamo spiegarlo? Ma allora la mia volontà era quella di costruire un percorso che fosse magari anche geometrico, tanto meglio, insomma, ecco, lungo il territorio vicentino, soprattutto quello tra Astico e Brenta, che conosco meglio, no? E su cui mi sono trovato spesso anche a fare delle ricerche anche relativamente a Ezzelino da Romano, che in questo territorio deteneva parecchie proprietà. E unendo vari punti di questo territorio mi sono reso conto che ottenevo proprio la figura del triedro, e allora ho sfruttato questa, può essere stato anche un colpo di fortuna, per i fini della trama, che doveva essere in qualche modo un percorso lungo i vertici di questo triedro. Cellini castrum, triedri vertix, est thesaurus eius veniatur. Il tesoro di Ezzelino lo si trova scoprendo i vertici di questo triedro. Triedro che parte da una chiesetta di Lugo, finisce in una chiesetta di Pianete, arriva a Romano e poi a Soella. Quindi anche tutto certo. Nel nostro territorio. Quindi un itinerario che possiamo fare anche noi alla ricerca del tesoro di Ezzelino. Non so se nel romanzo, quando lo leggerete, sarete soddisfatti dalla risposta di qual è il tesoro, ma può darsi che ce ne sia un altro. Quindi l'invito che ci fa la lettura di questo interessante romanzo è proprio quella di percorrere questo nostro territorio, scoprire o riscoprire la sua storia, per avvicinarci sempre di più ad amare il Pedemonte. Ma tornando al libro, ecco, ci sono storie d'amore un po' complicate, una molto lieta, altre appunto intriganti, legate anche da un fil rouge che è un aspetto religioso. Possiamo dire qualcosa di più per incuriosire i nostri lettori? Allora, avendo fatto lo storico fino adesso, non è che sia molto bravo probabilmente a scrivere storie d'amore. Ci ho provato però, perché insomma qualsiasi storia, qualsiasi racconto, qualsiasi opera narrativa avvince anche grazie appunto a una dinamica amorosa. E poi appunto parlare d'amore,
l'amore è inteso anche in senso metaforico, in senso molto più compiuto, non si parla solo di passione affettiva, ma amore anche per le cose, amore per il territorio, ecco. Da questo punto di vista nel libro c'è molto amore. Al di là della vicenda principale che accade nel 2019, io sicuramente ho fatto riferimento anche ad altre storie d'amore accadute nel passato, funzionali indubbiamente alla storia e quindi a quei momenti storici che toccavo nel libro e che vedevano i protagonisti di allora alle prese anche con problematiche amorose. Per quel che riguarda, scusa, il distico che leggevi, che fa partire un po' la ricerca, volevo dire una cosa, e cioè che il protagonista proprio nelle prime pagine trova questa scritta misteriosa ai margini di un documento, e anche questa è una cosa che mi è capitato spesso, ecco, di trovare dei documenti, magari non so, dei rogiti notarili che avevano il loro testo ufficiale, margine di trovare tutt'altro, e molto spesso erano molto più interessanti le parole che erano nel margine, che evidentemente il notaio o comunque chi scriveva ha trascritto per un qualche motivo, probabilmente anche noia o comunque divertimento, che avevano evidentemente molto spesso anche una loro logica. Ecco, insomma, in questo caso ho voluto far avere una logica dare una logica di questo tipo a questo distico latino, proprio perché in qualche modo ha iniziato il percorso da parte del protagonista. Sia nella parte storica, come vi dicevo, inizia dal 325, da questa migrazione di un gruppo copto, quindi un gruppo religioso, sia tutta l'evoluzione della presenza di queste persone, delle generazioni successive, per quasi 10 secoli fino all'arrivo di Ezzelino, è un susseguirsi di notizie particolarmente interessanti su come si è sviluppato anche questo nostro territorio. Poi all'arrivo di Ezzelino è curioso veramente avere questa rilettura e scoprire anche le avventure di Ezzelino, oltre a quelle che ha raccontato Dante o quelle che la storia e l'iconografia ci hanno lasciato. E dopo la fine, la morte a Soncino di Ezzelino III, la parte storica continua fino al 1543 e anche questa parte è particolarmente curiosa. È veramente un libro appassionante, vi assicuro che io l'ho letto durante le vacanze di Natale, qualche volta mi dimenticavo dove ero o la giornata in cui stavo leggendo, per quanto è appassionato. E questi capitoli si alternano a quelli del giallo. Il giallo c'è tutto, vi dicevo, no? Perché c'è il delitto, anzi più delitti nel corso dello svolgimento del romanzo, alcuni davvero incredibili e improvvisi, che ti avvincono, che ti costringono ad andare avanti per capire che cosa succede, che cosa sta succedendo. C'è un'indagine complessa, direi. Ci sono anche qua indagini parallele, proprio come la struttura di un giallo tra i più classici, e poi c'è anche la risposta finale del ritrovamento di quello che era l'assassino. Ci sono degli incappucciati, ci sono delle sette religiose che accompagnano tutto lo svolgimento del libro. Io dicevo prima ad Attilio Fraccaro, che è l'editore di questo libro, augurandoglielo anche a lui come all'autore, è davvero un best seller, può diventare un best seller perché ha tutti gli elementi per appassionare i lettori. L'importante è che lo sappiano i lettori che c'è questo libro, ma il successo che sta già avendo dalle prime presentazioni, possiamo dire che veramente è un lavoro che Giordano Dell'Ai ha fatto nel tempo. Quanto ci ha impiegato a realizzarlo? Ma a scriverlo effettivamente poco, nel senso un paio di mesi. 300 pagine. Prima ho
ci ho impiegato più di qualche mese, almeno un anno, a farne una struttura, non che mi mettessi lì dalla mattina alla sera ovviamente, no? Ma ho costruito la struttura della trama e poi l'ho scritto abbastanza velocemente. Puoi spiegare perché hai fatto questo abbinamento tra la storia, diciamo quella vera, quella ufficiale, che in gran parte tu avevi trovato proprio da ricercatore negli archivi, e la costruzione del giallo? Allora, secondo me il territorio è un libro aperto, ecco, io la penso così sostanzialmente, e quindi percorrerlo per me è anche, per dirti, insomma, fare proprio il tragitto la mattina da Sandrigo a Bassano. Io abito a Sandrigo, mi sorprendo qualche volta a girarmi da una parte all'altra e dire ah ma qui c'era, ah ma qui si trovava, ecco. Per cui qualsiasi cosa succeda nel presente in qualche modo affonda le sue radici nel passato, e quindi dovevo per forza appunto affidarmi ad un passato anche remoto, come hai detto tu. Si parte dal 325 concilio di Nicea, ma c'è un motivo evidentemente proprio da lì, per poi appunto questo passato dipanarsi come un gomitolo lungo gli anni e arrivare fino ai nostri giorni. C'è un errore. Io ho trovato un errore nella definizione di CEI, non Concilio Episcopale Italiano, ma Conferenza Episcopale Italiana. Vedete che anche i professori qualche volta sbagliano. Sicuramente. Sottolineato il rosso. No, scherzi. Qui ho anche dei miei allievi che sicuramente staranno prendendo nota e che domani appunto rimarcheranno questo errore. Adesso sono finito, penso, insomma. Li saluto con molto simpatia. No, la toponomastica è perfetta, no? Come vi dicevo prima, possiamo girare questo territorio con il libro in tasca, non lo facciamo perché è un po' voluminoso, ma con il libro in mano, e scopriremo delle cose meravigliose, ville, le ville venete, le ville vicentine, scopriremo delle chiese, delle chiesette che magari incrociamo nelle nostre escursioni, nelle nostre passeggiate, ma vale la pena di entrare, come ci fa entrare anche l'autore. Ecco, l'onomastica invece è un'altra delle curiosità, a parte quella del vescovo Intruglio, mette nome al vescovo di Vicenza Intruglio. Io sono andato Imbruglia, sì, scusa, Imbruglia. Io sono andato a vedere se c'era una possibilità onomatopeica, no, per definire. Invece ho trovato che era solo il nome di una cantante, di una scrittrice che ha avuto una particolare malattia, Natalie Imbruglia, sì, di qualche anno fa, ecco. E quindi non ha nessuna attinenza a nomi un po' strani. Poi rimava con Nosiglia, che invece è stato un quindi anche la scelta dei nomi, ma ce n'è uno in particolare, quello del protagonista, che mi ha appassionato, e poi alla fine ci spiega il significato anche di questi nomi, ma della fine non parliamo, ovviamente, essendo un giallo lo lasciamo alla scoperta dei lettori, ecco. Una volta riletto questo libro, pubblicato e messo nelle librerie, la soddisfazione dell'autore, o c'è qualche cosa che ti sarebbe piaciuto di scrivere meglio, di scrivere diverso, o ti ha fatto venire voglia di scrivere una continuazione a questa prima opera gialla? Allora, prima domanda, se mi sono pentito di qualche cosa di questo libro, ma direi di no, insomma, ecco, siccome è stato molto tempo nel cassetto perché l'avevo scritto, poi l'ho tenuto lì, poi avevo da finire tanti altri lavori di carattere storico. Poi colpa dell'editore anche, che sempre poi c'è stato il Covid, insomma. E quindi insomma ogni tanto me lo rileggevo, correggevo qualcosa, ma insomma fondamentalmente il libro è rimasto quello della prima stesura. E se mi è venuta voglia di scrivere, sì, io ho sempre voglia di scrivere, anche eventualmente un altro romanzo, non lo so, ecco, sì, è sempre di carattere storico. Non lo so, vediamo, insomma, sicuramente è una possibilità, certo.
questa rilettura di Ezzelino, che nel tuo libro non compare come veramente un tiranno, un grande politico, un dominatore, un uomo che aveva però anche una sensibilità e una delicatezza che non eravamo abituati a conoscere. Da che cosa deriva questo tuo desiderio di tradurre Ezzelino in un altro modo? Allora, principalmente dal lavoro che ho fatto durante la tesi di laurea. E ho avuto una grande fortuna nella vita, ovvero quello di incontrare durante gli studi universitari un professore, il professor Sante Bortolami, che è conosciuto anche, credo, da queste parti perché ha tenuto molte conferenze, che mi ha affidato un lavoro, quello di riscrivere una buona porzione di un documento medievale del 1262, il Regestum Possessionum Communis Vicence, no, che si trova nell'archivio autore della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, che conteneva sostanzialmente tutto il patrimonio di Ezzelino che era stato requisito alla sua morte nel 1259 dal comune di Vicenza. Era un documento molto voluminoso, che conteneva tutta una serie di dati, ma parlava anche delle persone che erano alleate di Ezzelino e che grazie a lui insomma, godevano di uno stato di benessere. Allora mi sono chiesto, ma insomma, ovviamente anche con l'aiuto del professor Bortolami, questo medioevo di cui si parla tanto, che insomma appare spesso come un'epoca molto buia, tetra, e poi anche tutta uguale a se stessa, no? Senza che ci siano appunto dei momenti in cui effettivamente le persone potevano stare meglio di prima. Non è effettivamente così. Infatti ho scoperto che il Pedemonte marosticano, o comunque questo tra Astico e Brenta, godeva di ottima salute e che gli abitanti locali erano tutti con Ezzelino, che anche nel momento in cui a Ezzelino avevano voltato le spalle in tanti, soprattutto di parte guelfa o persone che erano montate sul carro guelfo proprio per necessità o convenienza all'ultimo, e invece illi del Pedemonte, che erano appunto gli abitanti, non so, di Marostica, di Sandrigo, di Mason, di Molvena, insomma di Breganza e di tutta una serie di località che noi conosciamo molto bene, erano rimasti dalla sua parte. Per cui, ecco, insomma, lo scoprire che insomma, in quel momento, nell'età di Ezzelino, c'era gente che faceva il contadino e che mandava i figli a scuola, e che questi figli facevano poi i notai, i giuristi, gli avvocati, i dottori, i medici, gli speziali, eccetera, eccetera. Insomma, mi ha colpito enormemente, quindi evidentemente Ezzelino aveva fatto del bene, non è poi quel mostro, quel tiranno sanguinario di cui poi parlerà la pubblicistica guelfa. Quindi, insomma, questa è la ragione principale. Allora, dicevamo prima della toponomastica, quindi dei luoghi, della idrografia, perché parla dei fiumi, dei torrenti, di come era composto non solo nei secoli scorsi ma anche ultimamente questo nostro territorio. Ci dà delle indicazioni per trovare dei punti di osservazione non solo collinari ma anche nelle campagne attorno alle ville, che sono delle singolarità, veramente una proposta molto intelligente che ci fa l'autore di questo libro. Ma ci sono alcuni degli aspetti che sono invece un po' più criptici, ma è interessante capire il confronto per esempio del discorso religioso, sia nella parte storica, poi per l'influenza che questa ha nella parte del giallo, del romanzo giallo, c'è una storia di intrecci e di incroci fra le religioni. Perché questo sviluppo è legato veramente alla storia di questo nostro territorio oppure è una licenza dell'autore? Ma questa forse è la maggiore licenza che mi sono concesso, ecco, anche perché appunto inserire un certo tipo di religiosità, quella appunto delle sette, no, mi serviva proprio per una questione della vicenda narrativa. Ecco, quindi lì il discorso è evidentemente inventato, no? Non così invece per tutte quelle
matrici storiche che ha il libro, quegli episodi, quegli eventi e soprattutto, ecco, quei luoghi su cui poggia appunto il triedro, che invece sono veri, li possiamo definire tranquillamente dei siti ezzeliniani, quelli che tu prima citavi, ecco, e che possono essere in qualche modo anche adesso visitati e di cui si può ancora riconoscere appunto l'impronta di Ezzelino.